È terminata ieri sera con le premiazioni finali la terza edizione di Padova Ciak, concorso padovano di cortometraggi. Organizzato dall'Associazione Culturale Pluriart e da Promovis, il concorso mira a valorizzare attraverso gli occhi dei registi i quartieri della città patavina. A presenziare durante le proiezioni anche il vice sindaco Arturo Lorenzoni, in qualità di rappresentante del comune che patrocina l'evento. Questa è una manifestazione che mostra la vitalità della città e questo per me è importantissimo. Il fatto che sia concentrato sui quartieri poi è il segno che la nostra è una comunità fatta di tante comunità e questa è una cosa molto bella. Alla Kermesse ha partecipato anche una troupe di Zwischer Channel in concorso con il corto Morte di un artista. Zwischer Channel News, Padova.